Ecco, per quanto riguarda la centrale biomasse, il discorso è diverso. Noi da sempre siamo favorevoli anche politicamente per quanto riguarda l'APE alle energie alternative, ma le energie alternative non significa che debbano diventare occasione per tentativi di speculazione o comunque devono superare o comunque passare sulla testa dei cittadini. Si deve fare una valutazione seria, delle analisi attente per vedere di che cosa si sta parlando e quali sono le migliori condizioni per poterle realizzare. Nella fattispecie una centrale a biomasse, che sappiamo tutti è alimentata la maggior parte delle volte a oli vegetali che provengono da paesi diciamo asiatici, su cui ci sarebbe da fare tutto un discorso che in questa sede non ritengo opportuno, e comunque non riteniamo appunto opportuno che possa essere realizzata nei pressi di una scuola elementare, perché frequentata da bambini. Qualcuno diciamo che si è documentato meglio sostiene che queste centrali emettono polveri sottili e varie sostanze velenose di cui io non sono competente, quindi non posso parlare. Il discorso è un altro: l'amministrazione avrebbe dovuto coinvolgere in primis il Consiglio Comunale nella discussione, dopodiché se era necessario anche gli stessi cittadini, per vedere se quest'opera era necessaria, era voluta, era opportuna. Questo è il discorso. A quel punto l'amministrazione, se è autorizzata dal territorio, viste diciamo tutte le condizioni, non sarebbero nate polemiche che, ripeto, sono giuste, perché la gente non può subire in questo modo. C'è parecchia paura quando si parla di salute e dunque poi far nascere una centrale vicino ad una scuola elementare in pieno centro abitato. Ovviamente devo ricordare che qualche anno fa a questo proposito ci fu diciamo una sorta di sfiducia per l'ex sindaco di Porto Empedocle che guardate sulla vicenda della centrale biomasse lì. Lo stesso è successo a Ribera. A Ribera magari adesso c'è la stessa cosa è successa a Ribera, adesso si ritorna a parlare. Bene, grazie del suggerimento. Allora Giuseppe Guagliano, lei poco parlava di polemiche, abbiamo parlato di polemiche che hanno diciamo caratterizzato questa nascita di questa centrale biomasse, però adesso io parlerei un attimo delle polemiche che riguardano le vicende legate tra il sindaco e alcuni cittadini che esprimono le proprie critiche ed opinioni sul web, sui siti internet, mi sembra Regal Pedra Libera Tragamuto o qualcosa del genere. Regal Pedra Libera Tragamuto, l'ho sentito, è sicuramente il titolo e lei è stato anche bersaglio politico di questa amministrazione, nonostante nel 2007 abbia lavorato per poi portare alle elezioni di questa amministrazione. Allora, io il discorso che in politica si possa arrivare anche a degli scontri, a una polemica anche aspra, non mi dà eccessivamente fastidio. Quello che non condivido è nella fattispecie che un personaggio politico di lungo corso come Petrotto, a cui io diciamo ho dato anni e anni della mia fiducia e della mia stima, e che lui stesso è nato grazie a una contrapposizione forte con la politica degli anni '80, in cui la polemica, lo scontro, i giudizi anche morali verso quella classe politica alla fine gli hanno consentito di diventare quello che è, e che oggi abbia questo atteggiamento di insofferenza verso chi esprime opinioni e critiche verso il suo operato, cioè questa è una cosa che difficilmente io, per quanto mi riguarda, riesco ad accettare, anche perché dico, in democrazia se non c'è chi alla fine fa rilevare a chi governa possibili errori, possibili diciamo distacchi da quello che erano la direzione, cioè allora chi lo deve fare? Che non si può costruire un'amministrazione di yes men, tutte persone che devono calare sempre la testa e dire sempre sì. Lui praticamente dovrebbe praticamente scendere alla discussione con questi organismi, con la gente, per vedere di convincere le persone delle sue ragioni. Questo lo dovrebbero fare anche gli assessori, i consiglieri. Io ripeto, in 4 anni non ho visto mai un assessore delle giunte che sono state diciamo composte a Racalmuto andare in televisione e dire voglio fare questo, voglio fare quello, il mio programma è questo,
ho realizzato questo, o comunque anche la semplice difesa all'operato della sua stessa amministrazione. Dico, è veramente imbarazzante questa cosa, cioè come si possa continuare a fare politica in questo modo, ed è per questo che io voglio dire, diciamo il tempo è quello che è. Io l'altro giorno ragionavo, qua c'ho il programma elettorale di questa amministrazione, ragionavo, dico, ma la politica alla fine potrebbe essere anche una cosa semplice. Uno si presenta agli elettori, stila un programma diciamo di massima, un programma che è facilmente condivisibile. Basterebbe attenersi al programma, basterebbe attenersi a quello che è la fiducia dei cittadini. I cittadini hanno eletto 12 consiglieri comunali, hanno eletto una squadra di governo, giusto? Basterebbe seguire questa traccia, mettere anche l'impegno, anche se poi non si arriva a realizzarle, però la gente può vedere che c'è stato l'impegno a tentare di fare queste cose. Ma se invece già alcuni mesi dopo, 2 o 3 mesi dopo, si inizia a smantellare la compagine che ha vinto le elezioni, a inserire pezzi di politica che ha perso le elezioni, a smantellare le giunte, a inserire persone che spesso peggiorano la qualità, diciamo, amministrativa, cioè dove si va a parare? Questa è la domanda che mi facevo io. Lei fa parte della Alleanza per l'Italia dei Rutelli, quale ruolo potrà avere questo suo partito nelle prossime elezioni? A Racalmuto non si vota quest'anno, non si vota ormai nel 2012 e mi sembra che Petrotto abbia già annunciato che non ha alcuna intenzione di ricandidarsi. Questo io non lo so, giusto? Io per pace diciamo sociale, pace diciamo della collettività, Petrotto dovrebbe fare chiarezza proprio su questo argomento una volta per tutte, giusto? Poi ognuno è libero di decidere e fare quello che vuole. Per quanto riguarda la domanda presente sul ruolo che potrebbe recitare l'API, quello che penso io è diciamo, la strategia che sto cercando di mettere in atto assieme a qualche altro collaboratore è quello di cercare di comporre un partito, una lista che sia il più possibile rispondente a quello che è l'esigenza della società e del rinnovamento. Infatti io ho contatti con tutta una serie di persone, ragazzi che intendono impegnarsi in politica, nel sociale, impegnarsi per cambiare effettivamente questo paese e tentare appunto di iniziare un nuovo percorso, con la speranza che i cittadini dell'elettorato possa diciamo, intravedere in questa azione qualcosa di positivo. L'ultima domanda, prima di salutare i nostri telespettatori, lei è anche presidente della Proloco di Racalmuto, dunque ci sono state tante iniziative in questi ultimi anni in paese, cosa importante avete organizzato e soprattutto che cosa avete intenzione di portare avanti per i prossimi mesi, per i prossimi anni. Allora io devo essere onesto, quando parlo di politica preferisco non immischiare le situazioni della Proloco perché non lo ritengo opportuno. Dico brevemente che la Proloco ha una sede e per questo ringrazio l'amministrazione comunale perché da questo punto di vista si è dimostrata sensibile, ha una sede che è l'ex macello comunale che è a disposizione di tutti. La speranza della Proloco che da quella sede, da quel luogo fisico possa nascere diciamo, un motivo di aggregazione e di ragionamento e di programmazione per il Paese, sia sotto l'aspetto culturale, sia anche sotto l'aspetto sociale e perché no anche politico, non nel senso come lo intendevano politico, come strumento per poter programmare il futuro di un Paese. Questo è il mio auspicio. Per quanto riguarda invece le iniziative, avete qualcosa di imminente? Sì, le iniziative... Così magari chiudiamo questo argomento e poi facciamo l'ultima domanda di politica per salutare. Le iniziative purtroppo sono legate alla disponibilità finanziaria, anche se ci stiamo attivando per vedere di trovare diciamo, un appoggio a livello provinciale e regionale, il nostro sogno sarebbe quello di realizzare una sorta di fiera permanente del turismo a Racalmuto durante la festività della festa del Monte.
invitando le pro loco della provincia e magari qualcuno fuori provincia per farla diventare un appuntamento fisso affinché il territorio possa, diciamo, effettivamente essere sdoganato fuori dal nostro paese. Ecco, allora un'ultima cosa per chiudere questo nostro discorso. Abbiamo parlato della politica che non va. Qual è il suo consiglio da osservatore, da presidente di questo comitato, all'amministrazione, ai consiglieri, ai partiti politici presenti in questo momento a Racalmuto? Cosa occorrerebbe fare? Che le devo dire? Io non penso di essere in grado di poter dare consigli ad altri. Io posso dire che di avere degli auspici, delle speranze, e spero proprio che a Racalmuto si possa aprire una fase nuova che veda, diciamo, coinvolti tutti i soggetti che fanno politica in questo paese, ma con uno spirito diverso, uno spirito che, diciamo, esule dal puro materialismo, dalla pura necessità del singolo, che si possa, diciamo, aprire un tavolo di discussione per programmare e per indirizzare il paese verso una fase nuova. Da questo punto di vista vorrei, diciamo, lanciare un piccolo suggerimento per chi lo volesse, diciamo, prendere. Sarebbe bello a Racalmuto che diciamo, il prossimo sindaco, il prossimo candidato possa essere espressione di una volontà popolare. Questo è, diciamo, un mio mezzo sogno, cioè quello di sottoporre direttamente ai cittadini, diciamo, il gradimento dell'eventuale sindaco. È chiaro che è un argomento, una discussione molto complicata, cioè fattivamente non è facile organizzare un processo, ma sarebbe bello tornare direttamente ai cittadini, anche in queste occasioni, perché a quel punto veramente ognuno si sentirebbe responsabilizzato e potrebbero disinnescare tutta una serie di situazioni, di conflitti, di censure che spesso portano la politica a scivolare verso una deriva che è difficilmente comprensibile dagli stessi cittadini, che spesso quando si dice ma sa chi c'è sotto, che c'è, spesso non c'è niente, c'è semplicemente la poca disponibilità al ragionamento, la poca disponibilità a fare la sintesi, e siccome non ritengo che la politica oggi abbia la maturità per poterlo fare, non ci sarebbe niente di male a chiederlo direttamente al popolo. Auspicando che ciò avvenga, noi salutiamo Giuseppe. Un'ultima cosa. Prego, sì. In questi giorni uscirà, forse domani, un documento politico a firma della Sinistra Ecologia e Libertà, dell'UDC, sezione di Racalmuto, di Alleanza per l'Italia, appunto APE, e di un comitato di racalmutesi, Cittadinanza Attiva per Racalmuto, che i racalmutesi troveranno, diciamo, nei bar e verrà distribuito al mercato, nella piazza, con cui, diciamo, si cerca di spronare la classe politica e i cittadini tutti a poter prendere delle decisioni che valgono il nostro futuro. Leggo il titolo: Nessuna alleanza con chi amministra. Dunque questo, diciamo, è già il titolo del volantino, non vi riveliamo nessun altro passaggio. Dunque